Cortina Milano 2026, meno 2 giorni al voto di Losanna, weekend cruciale. L'assessore regionale al turismo Caner dice la nostra candidatura è migliore di quella di Stoccolma, ma attenti alla politica. Il governatore Zaia è arrivato a Losanna e dice vinca il dossier, noi siamo pronti. Lunedì alle 14:30, edizione straordinaria di Antenna 3 per seguire passo dopo passo la decisiva sessione del CO a Losanna. L'annuncio previsto alle 18, ospiti in studio e collegamenti con la piazza di Cortina in attesa. Ondata di temporali si abbatte sulla Marca, oltre 50 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e pali divelti, ad Asolo centinaia di utenze senza corrente. A 2 giorni dalla tragedia di Gorizia che è costata la vita a 3 persone emergono nuovi indizi, in particolare attorno alla figura di Fabrizio Facchettini, il disabile dal cui appartamento si è innescata l'esplosione. È stata espulsa dopo aver denunciato atti di nonnismo in caserma Latina, reintegrata in aeronautica l'allieva pilota veneziana Giulia Schiff. Ieri sera all'Arena di Verona l'avvio della stagione operistica con la Traviata allestita da Franco Zeffirelli prima della sua morte, applausi a scena aperta, presente anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. Sport basket, stasera al Taliercio, gara 7 delle finali scudetto, la Rai a caccia del tricolore contro un'agguerrita Sassari. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. La edizione del Veneto dei nostri telegiornali è in primo piano, dunque la corsa verso le Olimpiadi invernali 2026, Cortina Milano, meno 2 giorni alla decisione di Losanna, lunedì alle 18 e quindi 48 ore decisive per accaparrarsi gli ultimi voti. La candidatura italiana ha il dossier migliore, ma restano i timori per il peso politico di Stoccolma. Intanto anche una leggenda dello sci chiede di votare proprio per Cortina. So I'm really hoping that Cortina gets the 2026 Olympics. I've had so many great memories on that track. It's an amazing place, incredibly beautiful, and everyone is incredibly passionate about winter sports. Con un endorsement del genere firmato Lindsey Vonn, ovvero la più grande sciatrice di tutti i tempi, per Cortina Milano 2026 non dovrebbero esserci problemi. Ma gli addetti ai lavori sanno che il traguardo, per quanto vicinissimo, può essere irto di ostacoli proprio all'ultimo metro. Meno 2 giorni all'appuntamento con la storia a Losanna, il weekend cruciale con le diplomazie al lavoro. E l'assessore regionale al turismo, ospite di 20 ai 10, fa capire che dietro le quinte c'è un mondo che va al di là dei dossier. C'è il timore di un peso politico? Sì, c'è il timore di un peso politico. Se ci si basa sul luogo, sulla bellezza e sull'aspetto tecnico di come è stato fatto questo dossier, che non ha tralasciato nulla, io credo non ci siano dubbi. Il problema è un altro, è che come sempre la politica interviene, purtroppo, a volte anche in chiaroscuro. 48 ore di fuoco, oggi il governatore Luca Zaia è partito per Losanna, postando sul suo profilo Facebook la camicia e la cravatta rigorosamente griffate Cortina Milano. Con lui a Losanna, oltre al governatore lombardo Fontana e ai sindaci Sale e Ghedina, una delegazione che conta 66 medaglie olimpiche e paralimpiche, e fra gli altri l'ex CT della nazionale italiana Marcello Lippi, i presidenti di Milan e Inter Paolo Scaroni e Steven Zang. Lunedì sbarcherà anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una giornata intensa che Antenna 3 seguirà in diretta con un'edizione straordinaria a partire dalle 14:30 con ospiti in studio e collegamenti da Losanna e da Cortina, dove in piazza la città attenderà la decisione. Cortina Milano ha dalla sua un dossier migliore e sostenibile e l'appoggio della gente. Tutte le carte in regola. Basterà? Dal resoconto che abbiamo noi adesso, in teoria dovremmo essere tranquilli. In realtà sappiamo che tutto può cambiare, anche la regina svedese si è messa, i reali svedesi si sono messi in corsa e stanno spingendo. E lo sgambetto potrebbe essere paradossale. Il rischio che abbiamo noi è che si dica che magari si danno le Olimpiadi a Stoccolma semplicemente perché la Svezia non le ha mai avute, a differenza dell'Italia che ha già avuto 2 edizioni e questa sarebbe la terza. Noi però diciamo una cosa, che se questo è il vero obiettivo, allora lo si doveva dire prima, perché a quel punto non ci saremmo nemmeno messi in corsa. Cioè, se ci dicono guardate che il criterio principale di base è che prima si privilegia chi non ha mai avuto, non ha mai gestito un'Olimpiade, allora bastava dirlo subito e probabilmente avremmo fatto un passo indietro. A qualcuno diamo un po' fastidio, no? Un po' di invidia purtroppo esiste, io lo noto in tante situazioni e quindi non vorrei che magari anche qualche altro paese europeo, no? Soprattutto quelli del nord Europa, siano più propensi a votare verso la Svezia che non a votare verso l'Italia. Pessimismo o realismo lo scopriremo lunedì, il giorno dell'appuntamento con la storia.
Un governatore Zaia dunque che è partito oggi, che è arrivato poco fa a Losanna, le prime parole proprio a Losanna insieme al presidente del CONI Malagò, ha ribadito vinca il dossier, non la politica, noi siamo pronti, sentite le parole. Io penso e spero che la politica resti fuori da queste partite e qui noi vorremmo confrontarci seriamente sul dossier, sulle scelte tecniche che abbiamo fatto come abbiamo fatto con la Commissione di Morario. Dico anche che poi immagino che ognuno abbia, come si può dire, abbia i propri innamoramenti, ci sta, penso a qualche delegato che magari ha più vicinanza con Stoccolma piuttosto che qualcuno con noi, però è pur vero che alla fine spero sportivamente che vinca il dossier. Direi che arriviamo con tutti i presupposti, no? La notte prima degli esami ci arriviamo sapendo di aver studiato, di aver fatto i compiti per casa, insomma non siamo impreparati. Adesso si tratta di capire bene come gestire la presentazione, questa fase finale, che non è una messa cantata per noi, questo è chiaro, la facciamo con un grande senso di responsabilità e pensando che dobbiamo ancora parlare del nostro dossier, del nostro progetto, magari parlando anche a quelli che ancora hanno dei dubbi, delle perplessità o sono indecisi. Intanto, dopo quelle annunciate nei giorni scorsi, c'è un'altra assenza importante dell'ultimo momento tra i membri del CIO che lunedì sceglieranno a Losanna la sede dei Giochi Olimpici. Questa mattina infatti ha rinunciato anche la campionessa olimpica canadese di hockey su ghiaccio Hailey Wickenheiser. La sua defezione si aggiunge a quella del Granduca di Lussemburgo Henry, del principe ereditario del Bhutan Jigel Ugyen Wangchuk e della tiratrice slovacca Danka Bartekova. I votanti dunque del CIO scendono a 82, ma il quorum resta a 42, serviranno 42 voti per la vittoria, con la teorica possibilità di una parità a 41. In quel caso si dovrebbe rivotare a oltranza. Lasciamo adesso il tema Olimpiadi 2026 e parliamo del maltempo che si è abbattuto in Veneto, soprattutto nella Marca. Una cinquantina di chiamate di vigili del fuoco, soprattutto per il vento. L'episodio di maggior rilievo ad Asolo con un fulmine che ha centrato una cabina Enel e ci sono centinaia di utenze senza corrente da stamane. Un fortissimo boato che ci ha buttato giù dal letto in un battibaleno. Proprio una bomba, tipo una bomba. Ed ecco l'effetto di questa bomba nella foto scattata qualche minuto dopo il boato del fulmine che ha centrato la cabina elettrica di Casella d'Asolo. Nelle prime ore del mattino un fulmine ha creato un danno, come vede, alla cabina qui presente, facendo saltare la corrente, per cui 220 utenze sono completamente provviste ora di corrente elettrica. Diverse vie sono state interessate dal danno. Fortunatamente i vigili del fuoco volontari di Asolo sono subito intervenuti nella zona per mettere in sicurezza, sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel e siamo qui presenti insieme ai responsabili dell'ufficio lavori pubblici per verificare il corso delle operazioni per il ripristino della corrente elettrica. Un fulmine caduto mentre su tutta la pedemontana imperversava un forte temporale con notevoli raffiche di vento e pioggia torrenziale. Un lampo che scaricandosi a terra ha completamente devastato la cabina con danni ingenti e soprattutto serie difficoltà a riallacciare l'energia elettrica a gran parte di Casella. Disagi importanti per frigoriferi ma anche semplicemente per la produzione di acqua calda subiti da oltre 500 residenti. E questo episodio di maltempo qui ai piedi delle colline asolane è già passato alla storia come il sabato dei due fulmini. Infatti a poca distanza dalla cabina di Via da Ponte quasi certamente un secondo fulmine ha centrato questo gelso, sventrandolo e spargendo pezzi di tronco per decine di metri tutt'attorno. Una bufera durata quasi un'ora che per fortuna, oltre alla cabina e al gelso, non ha procurato altri danni a cose ma soprattutto a persone. Ora tutti attendono il ripristino della corrente. Dal centro operativo dell'Enel le informazioni sono di un possibile ripristino verso il tardo pomeriggio sera, salvo che non ci siano magari riscontri di danni ulteriori. Ad Asolo dunque questa è la situazione, ma per tutta la giornata mobilitazione dei vigili del fuoco in diverse altre zone della Marca. L'ondata di maltempo di questa mattina ha provocato danni un po' ovunque nella Marca, non tanto per la pioggia quanto per il vento che ha provocato il distacco di rami quando addirittura la caduta di alberi e della palificazione dell'energia elettrica e del telefono. Per fortuna non ci sono stati danni a persone, mentre solo per Castelfranco da rilevare come un grosso ramo si è precipitato su un'auto in sosta a ridosso dell'ospedale, procurando il parziale sfondamento della capotta del vetro anteriore. Forte la mobilitazione dei vigili del fuoco, con quasi una quarantina di interventi. Qui siamo in via Calbassanese San Floriano di Castelfranco, per pali telecom divelti dal vento, come a Codognè in via Campagne.
Tanti gli alberi caduti sulle strade, alcuni anche in centro città, come qui a Montebelluna, dove 2 condomini di Via Duse sono rimasti bloccati per ore dalla caduta di un grosso ramo di cassia che si è messo di traverso all'entrata. Intervento simile a Motta, presso l'Ecocentro, e anche tra Nervesa e Arcade, dove in piazzale Berti, causa caduta rami, si è temuto anche lo straripamento di un canale vicino. Infine è da segnalare che la fitta pioggia e le raffiche di vento che spostavano arbusti e rami a ridosso delle rotaie hanno procurato ritardi anche di 90 minuti per i treni nella tratta Treviso-Udine. Unico lato positivo della situazione meteorologica è il repentino abbassamento delle temperature di oltre 10 gradi. Una situazione che già domenica e soprattutto lunedì cambierà, riportando sole e temperature oltre i 30 gradi in tutta la Marca. A Bassano invece stamane pioggia e vento hanno fatto cadere dei calcinacci da una chiesa in pieno centro. Questa mattina sono stato chiamato prima dal sacrestano, poi addirittura dalla polizia locale e dai vigili del fuoco, che appunto c'era stato questo cedimento di calcinacci qui dal cornicione laterale di San Giovanni. Don Andrea è stato chiamato all'improvviso e passanti in Piazza della Libertà se la sono vista brutta sabato mattina in pieno mercato, quando calcinacci sono piombati dalla chiesa di San Giovanni. L'intervento dei vigili del fuoco per verificarne la statica e mettere in sicurezza la situazione è stato immediato e i tecnici del comune hanno provveduto a delimitare l'area a rischio con transenne per evitare qualsiasi problema alle persone. A prima vista pare un'infiltrazione di acqua nel rivestimento di un tonaco tra il cornicione e la sovrastante specchiatura, posta a fianco della seconda colonna gigante di destra. Questo ha provocato il parziale distacco e la caduta a terra di materiale che poi si è ridotto in 1000 pezzi. Queste infiltrazioni hanno determinato successivamente il cedimento di questa parte e anche di una piccola porzione di intonaco al di sopra. Ecco, è sorprendente perché il restauro è recente. Purtroppo sì, il restauro sia di facciata, quindi per quanto riguarda l'esterno dell'edificio, che interno sono recentissimi. Purtroppo perché pochi anni fa tutta la facciata era stata ristrutturata anche con un impegno economico non di poco conto anche da parte della comunità cristiana di Santa Maria in Colle. Il distacco del materiale ha quindi colpito se non le persone per il fatto che il restauro ha poco più di 5 anni e non si può certo dire che si tratti di un edificio che era monitorato per una qualsiasi emergenza, come invece è accaduto la settimana scorsa per la caduta di detriti da Palazzo Bonaguro. Prenderemo i provvedimenti necessari già la settimana prossima, come peraltro già annunciato. Sono venuto a vedere anche per rendermi conto e capire cosa era accaduto. Dobbiamo effettivamente dare una svolta e fare gli opportuni controlli per tutto il centro storico per fare una verifica puntuale. A proposito di maltempo, imprese e privati che hanno subito danni durante l'eccezionale ondata di maltempo in Veneto nel fine autunno 2018, la tristemente nota tempesta Vaia, potranno presentare fino al 10 luglio la domanda per l'accesso ai bandi per i contributi pubblici. L'ultima ordinanza firmata dal commissario delegato Luca Zaia permette l'accesso a 5 bandi differenti suddivisi per settore. La cifra a disposizione, in base a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio del 27 febbraio 2019, è di 25 milioni di euro e potrà essere incrementata nel prossimo biennio. I finanziamenti complessivi, infatti, previsti dal citato decreto sono pari a 756 milioni. E adesso a Gorizia, ancora una volta per parlare della tragedia della palazzina crollata sotto il colpo dell'esplosione, con particolari sempre più inquietanti attorno a questa vicenda. Prima l'esplosione, il dubbio che fosse una fuga di gas, poi nuovi particolari svelati dalla frase postata da Facchettin sui social, un incidente trasformatosi in inquietante mistero e ora, 2 giorni dalla tragedia di Gorizia, dove la palazzina crollata per l'esplosione che ha determinato la morte di 3 persone, emergono nuovi indizi. A preoccupare sono alcune tubature del gas della cucina di Fabrizio Facchettin al piano terra dell'ormai ex palazzina, tranciate di netto. Difficile capire se sia stata l'esplosione la causa di quel danno alle tubature o un gesto volontario, ma chiaramente il fatto che siano tagliate nettamente autorizzerebbe a riflettere. A breve verranno analizzati i corpi di tutte e 3 le vittime di Viale 20 Settembre e magari si potrà capire qualcosa di più. La Procura di Gorizia ha continuato le indagini ascoltando molte persone e chi si è presentato in procura ha riferito agli inquirenti di aver notato strani comportamenti da parte di Fabrizio negli ultimi tempi. L'uomo era tra l'altro seguito da un centro specializzato a Gorizia per trattamenti in difficoltà psicologiche. La trama quindi si infittisce con nuovi dettagli che stanno dipingendo un panorama sempre più inquietante.
I giudici del Consiglio di Stato hanno disposto il reintegro all'Accademia Aeronautica della giovane pilota di mira che aveva denunciato atti di nonnismo. Lo ricorderete, nel gennaio scorso la giovane era stata espulsa poi per insufficiente attitudine militare. Oh, ma tenetela! Il rito del cosiddetto battesimo del volo di Giulia Jasmine Schiff, ventenne di mira, aspirante pilota militare sulle orme del padre, iscritta al corso dell'Accademia Aeronautica, e un video che aveva fatto il giro d'Italia e risalito le gerarchie fino al Ministero della Difesa, convincendo il ministro Trenta ad avanzare una richiesta di chiarimenti all'aeronautica. 1, 2, Per Giulia, che prima aveva chiesto di essere risparmiata da un rito in cui il confine tra goliardia e nonnismo può apparire molto flebile, che poi aveva denunciato quanto subito e che infine era stata espulsa dall'Accademia di Pozzuoli per insufficiente attitudine militare, è arrivata una buona notizia. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dai suoi avvocati e con un'ordinanza immediatamente esecutiva ha disposto la riammissione della giovane al corso dell'Accademia Aeronautica. Un altro ricorso era stato invece respinto dal TAR del Lazio. Quella di Giulia era una vicenda che aveva fatto molto discutere, tra controvideo in cui la ragazza partecipava ad iniziative analoghe, a prese di posizioni illustri come quella dell'astronauta Samantha Cristoforetti, che aveva definito il suo battesimo nella fontana come uno dei più bei giorni della sua vita. Opinioni che ora lasciano comunque il tempo che trovano di fronte al pronunciamento dei giudici del Consiglio di Stato, che permetterà alla giovane milanese di riprendere la sua attività di formazione. Mancano poche ore al rientro in Italia degli alpinisti veneti travolti da una valanga in un discorso in Pakistan. Si avvicina il momento dell'abbraccio di parenti e amici e c'è anche una novità. Alpinismo e solidarietà, forti come la roccia di una montagna. Tarcisio Bellò anche stavolta era in alta quota per un progetto umanitario. Lunedì scorso, in cordata con gli scalatori vicentini Luca Morellato e Tino Toldo e il collega trevigiano David Bergamin, più 3 colleghi pakistani, è stato travolto da una valanga a 5.800 metri di altitudine. Uno dei compagni di scalata del posto non ce l'ha fatta. Domenica alle 14 all'aeroporto di Venezia il rientro in Italia degli scalatori veneti. Ad attenderli anche il sindaco di Quinto Vicentino, dove risiedono Bellò e Morellato, con una novità. Per Tarcisio Bellò, essendo persona rispetto a Luca molto più esperta, che aveva svolto diverse diciamo, uscite alpinistiche, ma non soltanto, sempre impegnato nel mondo della solidarietà, come amministrazione comunale ci eravamo già attivati per chiedere una onorificenza ufficiale di cavalierato presso la Presidenza della Repubblica. Lo stile dell'accoglienza agli alpinisti vicentini dipenderà dal loro stato di salute fisica e psicologica e dalle richieste delle loro famiglie. Tutta Quinto però è pronta a incontrarli per una serata in cui ascoltare i loro racconti. E per ringraziarli comunque del progetto che loro hanno portato avanti, il progetto di solidarietà intitolato a Cristina Castagna per le popolazioni del Pakistan, e quindi sarà importante anche, io penso in quell'occasione, rinsaldare, rinforzare quel progetto che comunque va avanti. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo all'Arena di Verona. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Andiamo allora all'Arena di Verona, dove ieri sera c'è stato l'avvio della stagione operistica con la Traviata di Giuseppe Verdi, allestita da Franco Zeffirelli poco prima della morte del maestro. L'ultimo regalo di Franco Zeffirelli, una standing ovation, grandi applausi e la presenza anche del Capo dello Stato. L'ultimo lavoro del maestro nella cornice di un'arena sempre amata. La stagione operistica che si apre in Mondovisione per la Traviata di Giuseppe Verdi nell'allestimento di Franco Zeffirelli a pochi giorni dalla morte del regista. E quel funerale nel preludio è come un cerchio che si chiude nell'atmosfera magica dell'Arena di Verona. Una
Giornata prima di emozioni davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella, tornato a Verona per assistere all'evento. Tutto questo è stato un ricordo eccellente del maestro Zeffirelli, un modo di ricordarlo veramente così come lui sarebbe piaciuto. Daniel Oren dirige un'orchestra e un coro perfetti nell'allestimento quasi cinematografico ideato da Zeffirelli. Il maestro ha amato l'Arena e quest'opera in particolare. Ogni sua verta e femmina, fera amor mio, L'Arena di Verona rende affascinante ogni rappresentazione, ma questa è stata un'esecuzione della Traviata di straordinaria bellezza, davvero di grande livello artistico. Una serata da standing ovation, l'ultimo regalo di Franco Zeffirelli, l'ultimo sogno di un visionario. Allora lo sport, il basket, tensioni, polemiche, attesa al massimo per la sfida del Taliercio, fra poco meno di 2 ore, gara 7 per decidere lo scudetto. Hai voglia di dire che è solo una partita di pallacanestro, quando in ballo c'è il titolo nazionale, quando emozioni, colpi di scena e polemiche hanno infiammato le prime 6 gare della finale tra Reyer Venezia e Dinamo Sassari, risulta difficile anche al più sportivo dei tifosi tenere fede al motto del barone de Coubertin, secondo il quale nello sport l'importante è partecipare. Dopo l'attacco del coach di Sassari sulle condizioni del Palasport Taliercio al termine di gara 5, il post partita di gara 6 non è stato da meno, tanto che per qualche ora si è addirittura sparsa la voce di un'inchiesta della Procura federale su strattonamenti, minacce e offese allo staff della Reyer, notizie smentite dalla federazione. Il Banco di Sardegna Sassari è stato comunque multato di 2.000 euro per offese del pubblico agli arbitri e ad alcuni tesserati di Venezia, nonché per comportamento minaccioso e intimidatorio verso gli addetti stampa Reyer. La tensione e l'attesa per la sfida decisiva sono al massimo, a Mestre tra tifosi ed esperti, ma anche tra i neofiti che si sono appassionati al basket. Grazie ai recenti successi della Reyer prevale l'ottimismo. Ma io sono fiducioso, guardi, ma veramente. Per quale motivo? Perché ma dentro di me sento che può farcela anche bene lei. Io sono più superstizioso, quindi incrociamo le dita. Dice scaramanticamente preferisce non dire niente. Esattamente. Quest'anno abbiamo visto qualche partita, però devo dire la verità non sono un super tifoso, però speriamo che la Reyer vinca. Questo sarebbe piacere. Quello. Assolutamente sì. La Reyer ha un qualcosa in più perché dal mio punto di vista ha una difesa granitica e soprattutto Stone è un giocatore che chiaramente è un valore aggiunto in questa squadra. Queste polemiche che al Taliercio non si può giocare perché fa troppo caldo. Che hai fatto non le ho sentite. Si era lamentato il coach di Sassari dicendo fa troppo caldo. Dalla Sardegna avranno più caldo di noi, no? Ho giocato anche quando ero ragazzino per la Reyer e perciò forza Reyer. Un vincitore, ci permettiamo di dirlo, probabilmente c'è già comunque vadano le cose ed è la pallacanestro italiana, capace di offrire una finale equilibrata e avvincenti, a tratti spettacolare, e lo dimostrano la passione e l'interesse che ha contagiato non solo a Venezia, Mestre o Sassari, gli spettatori di questa sfida. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone torna a prendere possesso delle nostre regioni, sarà una domenica soleggiata. Vediamo il dettaglio del 23 giugno. Sul Veneto tanto sole ovunque, cielo sereno al massimo velato ovunque, salvo per qualche nube in più sui monti bellunesi dove non si escludono anche degli acquazzoni, specie a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime comprese invece tra 25 e 29 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, la giornata risulterà all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia con qualche veloce rovescio, specie sui rilievi durante le ore pomeridiane. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 27 gradi.
Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 29 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.